come quando si fa solitamente, ci abbiamo portato questo ragazzo Anche perché a parte che Raimondi, è segnalato, soprattutto De Franceschi lo conosci benissimo, e ci ha consigliato lui di scegliere questo ragazzo perché ha delle potenzialità elevate. 94. 95 se non mi sbaglio. 95. 95. senti, anche perché dicevo hai Raimondi e Cutolo, e quindi l'unica alternativa poteva essere solo Jenenic, come neanche può. No, perché adesso Gianni gioca sotto, quindi sono solamente loro due e di conseguenza, ripeto, abbiamo fatto questa scelta, De Franceschi ci ha consigliato questo ragazzo e lui, chi meglio di lui conosce questi giovani e quindi abbiamo fatto, sarà nei 20 dei convocati. Senti Fulvio, l'ha già detto il Presidente, ma io ti chiedo, è l'ultima partita, quella praticamente in casa, l'ultima che segna il congedo dal vostro pubblico. C'è un motivo anche in più forse, oltre al fatto già del richiamo del Presidente per poter far bene, per poter chiudere comunque anche da parte dei giocatori positivamente, che non fosse come l'anno scorso che abbiamo visto l'ultima con l'Ascoli, che è stata una roba. Cioè, loro si sono salvati perché noi non avevamo più nulla da chiedere, ma insomma forse una degna conclusione un po' più. Io penso che i nostri ragazzi abbiano sempre giocato con grande spirito. In questo finale di stagione hanno veramente dato il meglio perché abbiamo visto delle prestazioni, delle gare anche emozionanti sotto tutti i punti di vista, anche proprio del risultato, perché andare a pareggiare, andare 3 volte in svantaggio a Cittadella e 3 volte recuperarlo, andare a pareggiare una partita difficilissima come quella del Novara, quella contro il Novara, riuscire a vincere 2 partite con un grande cuore, che sono quelle di Crotone e quelle di Ascoli, in una formazione molto rimaneggiata con parecchie problematiche, perché le problematiche da quando sono arrivato ce n'erano parecchie e piano piano ce le siamo portati dietro. E anche la partita di lunedì, insomma, è una squadra che in questo momento vuole dimostrare il proprio valore, ognuno di loro ha un interesse che sicuramente è diverso, ma hanno lo stesso obiettivo, cioè quello di fare la buona prestazione, poi se la buona prestazione ci portano i 3 punti siamo tutti contenti. Se arriva il pareggio, a volte bisogna anche rispettare la squadra che c'è di fronte. È normale che siamo in un finale di stagione, magari a volte le energie vengono a mancare, non si possono fare magari 90 minuti fatti a ritmi alti, però fino ad oggi la prestazione non è mai mancata. Il fatto che giochi contro una squadra che è salva può questa volta un pochettino anche come lunedì magari favorire un po' di più lo spettacolo, secondo te? Ma decifrare le partite di fine campionato è sempre molto difficile, però come ho detto proprio appena, i nostri ragazzi hanno degli obiettivi, sono ancora vivi, hanno entusiasmo, si stanno allenando come se fossero all'inizio della stagione e quindi domani ci può stare di tutto. Poi io ho continuato a dire e ci credo perché lo dico spesso anche loro, che loro sono una buona squadra e lo hanno dimostrato spesso di essere una buona squadra, che la posizione in classifica purtroppo non è quella che gli si addice. Sarà la tua ultima a Lugano. Sarà... Che sensazioni hai tu? Io qua a Padova sono stato benissimo, devo ringraziare tantissimo i tifosi perché ci sono sempre stati vicini, soprattutto sono stati molto vicini alla squadra e questo per noi è stato un punto di forza in alcuni momenti dove magari avevamo qualche problematica. Qui davvero quest'anno, secondo il mio punto di vista, il tifoso è stato parte attiva di questa squadra e domani sarebbe bello concludere nel migliore dei modi. Però, come ho sempre detto dalla prima partita di campionato, è sempre la prestazione, poi il risultato, però la prestazione deve essere una buona prestazione. Ciao!
Finito. Non so. Formazione la No, sapevo. tu Vale- l'hai già dato, formazione è una questione di Io formazione. la formazione ma non tu lo so, l'hai- me la dici. Gioca in porta e il portiere. No, soprattutto su questo fatto, ha detto Stefano, cioè il discorso dell'ultima, cioè tu chiudi anche con la voglia di regalare qualcosa a questi tifosi. Cioè la tua... Ma è sempre stato la nostra priorità, no? Quella di restituire o di contraccambiare l'affetto che loro hanno sempre avuto nei nostri confronti. E devo essere sincero, qui apro una parentesi e la chiudo, soprattutto nei miei confronti. Io queste persone le ricorderò sempre, perché mi sono stati veramente vicini, sia nei momenti belli, che è molto facile, ma anche nei momenti più difficili. E questo è un aspetto che, ripeto, non è, che porterò tantissimo tempo con me.